Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Il questore di Catania ha sospeso per 30 giorni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande in via Coppola nelle vicinanze di via San Giuliano. Gli operatori hanno ascoltato il racconto dei gestori del locale, i quali hanno riferito che 3 soggetti autori del presunto danneggiamento si erano allontanati su un'autovettura di colore grigio. Proseguono da parte dei carabinieri NAS le ispezioni alle strutture ricettive dedicate all'ospitalità di persone anziane. Nello specifico il titolare della struttura nel comune di San Cataldo non aveva previsto un infermiere professionale con reperibilità nell'arco delle 24 ore, figura necessaria per l'applicazione o somministrazione delle terapie prescritte dai medici curanti. È la data del 15 maggio quella che ufficialmente segna l'inizio delle aree pedonali videocontrollate elettronicamente nella città di Catania. A distanza di mesi, volendo tracciare un primo bilancio degli effetti positivi di quanto realizzato, è stato registrato un maggior gradimento da parte della cittadinanza di tali aree, a cominciare proprio dal centro storico. Ancora allarme West Nile in Sicilia dopo il decesso del 70enne di Marsala. Un probabile caso è stato segnalato a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Si tratterebbe di un soggetto che risiede a Firenze ma che al momento si trova nella zona di Tonnarella. Allo stato attuale è ricoverato nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Palermo in attesa di sviluppi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.